Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo tornati con Football Manager, siamo alla partita di Champions League contro il Bayern Monaco, partita durissima contro uno squadrone, guardatelo, squadra devastante. Il nostro obiettivo è arrivare terzo, sapete, nel girone, purtroppo abbiamo poche chance di passare, dovremmo vincere questa, ma ripeto, la vedo alquanto difficile contro uno squadrone devastante. Breitner, Beckenbauer, Lothar Matthäus, Gerd Müller, squadrone inqualificabile. Ok, faremo un po' di faremo un po' di cessioni, i giocatori se ne andranno via. Canizares, Clermont, Pablito Aimar. Molto discontinuo comunque Aimar, per il momento. Gioacchino 54 secondi, Gioacchino 1-0. In campionato non stiamo in un bel momento, vediamo se riusciamo quantomeno in Champions a fare buone cose. Amedeo per Clermont, Gaitka, Zabala, Clermont, il Piocco Aimar, appena detto che è discontinuo. Pablito Aimar in 2 minuti, Valencia 2, Bayern. Siamo tutte e tre 9 punti, però Partizan deve ancora giocare con i Gunners e comunque manca ancora una vita. Dopo la scoppola presa l'andata, un 5-1 se non sbaglio. Vai Lopez, vai cuore valenziano, Lopez, è il Piocco. Lopez mette in mezzo, purtroppo non arriva. Salihamidzic, attenzione Müller, gol. C'è andata di lusso. C'è andata veramente di lusso, ragazzi. Sagnol per Lothar. Ones, mamma mia. Breitner, gol Brunner, Ones. Fuori. Partita bellissima, 16 minuti, sta succedendo di tutto. Però ragazzi che dura, oh. Sagnol sta dominando adesso il Bayern purtroppo. Effenberg, Lothar, la prende Effenberg, la dà Salihamidzic. Ones, gol, mamma mia, gol. Miracolo di Angloma e miracolo di Canizares. My God. Dobbiamo tenere duro. Attenzione ancora Sagnol per Gerd Müller, mamma mia ragazzi. Bravo Arias, ma c'è solo il Bayern purtroppo. Angloma la butta via per Lopez. Vai Claudione la butta su per il nulla purtroppo. Dai ragazzi, dai. Manca solo praticamente un tempo e un mezzo, quasi. Ones, gol. Ancora Canizares. Occhio, bravo Lopez, spazzala via Piocco. Sopraffatto dal feedback, no, perché stanno dominando, quindi ho ragione io, cazzus. Ones ancora, madonna, dopo i 2 gol ragazzi, solo Monaco. Sarà un'impresa titanica riuscire a vincere. Comunque l'Arsenal è bella Champions. No, andiamo a casa. Allora,
Restate concentrati, stressato, Aimar. Ma puttana miseria. Vai Pablito. Clermont, dopo i primi 15 minuti spettacolari, solo Bayern Munich. Allora c'è anche giovane Elber. Schweinsteiger cane in porta, c'è in riserva. Oggi non benissimo Gaizka Zabala. Io metterei Ruben Baraka. Valderrama lo mettiamo un po' più avanti perché comunque non ha il ritmo partita purtroppo. Mendieta non benissimo, Mendieta è molto stanco Zabala. Bravissimo Gioacchino, sempre sul pezzo Gioacchino. Ok, Claudio Lopez. Vai Lopez, vai Lopez, vai Lopez, vai Lopez. Anche Clermont è stanco, devo mettere Valderrama, devo cambiare il centrocampo praticamente. Mamma mia, sono a pezzi. Abbassiamo il ritmo. Pablito. Valderrama. No, Valderrama. Breitner contro tutti. Angloma sbaglia, Ones gol. Palo, siamo veramente fortunati, Ci sta andando tutto per il verso giusto per il momento. Esce Gioacchino, entra Chili Gonzalez. Ok. Un quarto d'ora più recupero. Mamma mia, Carboni è morto. Ones. Qualcuno ci ama lassù perché veramente 10 tiri a 25 la stiamo spangando non so come. Devo sperare nella vittoria dell'Arsenal col Partizan però, o al massimo un pareggio. Mancano 2 minuti però, dobbiamo pensare a vincere questo se vogliamo avere ancora una chance di qualificarci. Bravissimo Baracca, ma la perde col Brunner. E ancora Canizales, man of the match, raga. Canizales, spettaculus. Bravo Angloma! Non ci credo. Cagata di Angloma, cagata di Canizales, sparo linea fuori. Questa dobbiamo vincerla. Ho capito che questa bisogna vincerla. Porca miseria. Ayala. Buttala su, buttala su. Yes. 2-0 pesante come un film di Fassbinder, mamma mia. Ci voleva Sociedad. Vittoria fortunosa direi, abbastanza, di sì. Partecipa, siamo stati eccellenti, vabbè. Gioacchino impressiona. Guarda come sta salendo Gioacchino. Ok, perfetto. Adesso vediamo cosa fa il Partizan. Ti prego, 1-0 TT. 1-0 TT. 1-0 TT. 1-0 TT. 1-0 TT. E il Partizan no, vince, porca 3-2-0. Vince 2-0. La possibilità di andare di stare in Champions è veramente dura. Dobbiamo battere il Partizan e sperare in un pareggio del Bayern con l'Arsenal che le ha perse tutte. Vai. Peccato. Ragazzi, colpaccio a sorpresa. 10 milioni. La pago 10 milioni, diciamo subito, diciamo una ventina in totale. Però ragazzi arriva Gunnar Green.
realtà 27 lo pago, però ragazzi li merita tutti perché questo mi fa il centrocampo e trequartista perfettamente. E guardate i parametri, questo ragazzi è il trio delle meraviglie del Milan anni 50, Lidom, Nordal, Green, il Gre, lì riesco a prendere un giocatore fenomenale che è fondamentale per il nostro Valencia che arriverà a gennaio. Lo pago un po', ma li merita tutti i ragazzi dal Göteborg e si gode il bel infortunato. Ripeto, c'erano parecchie cessioni, spero di riuscire a fare un bel gruzzoletto e non vorrei prendere solo Nordal ma anche un difensore e un terzino, vediamo se è possibile sinceramente. Però bene, questo acquisto veramente è un acquisto bomba, magari non tutti lo conosceranno perché ripeto è un giocatore degli anni 50, ma il Greno lì ha fatto la storia di quel Milan, cioè un Milan abbastanza sontuoso per non dire devastante. Ok, stiamo su equilibrati e abbiamo giocato bene col Bayern. Offerte per Puciades 21 milioni, vediamo l'offerta del Milan. Vabbè, che spero che vedo subito. Accetta, ciao, ciao, ciao. Vediamo quella del Napoli. No. Non la do al Milan, credo anche un bel giocatore che non so sinceramente a cosa possa servire nessuna offerta. Ok. Dai Fernando, va fuori dai maroni, cattivi. Pucciares è un bel giocatore, però ho bisogno di money. Bene se va il Milan, così lo do anche alla mia squadra, perfetto. Bella raga, ciao a tutti dal Cubendo Veneziano. Allora, siamo un po' nella merda, nel senso che purtroppo dobbiamo fare parecchi cambi perché la squadra è veramente stanca. Allora, come potete vedere c'è Gaia terzino sinistro, Pellegrino al posto di Ayala, Baracca al posto di Clermont, Echeverri al posto di Aymar, Gonzalez e Gioacchino, Lopez stanco e Mundo al posto di Mario Kempes. Siamo contro il Sociedad, non vedo Kovacevic, però c'è un certo Xabi Alonso che proprio scarso non è. Dobbiamo tornare a far bene in campionato che non vinciamo 2 partite, 2 sconfitte consecutive che non mi sono piaciute. Un pareggio e una sconfitta non mi ricordo adesso. Dai, attenzione, subito Lopez, Ufarte. Ecco, mamma mia. Dopo la vittoria incredibile col Bayern Monaco che veramente avevamo rubato il qualsiasi proprio. Sì, comunque 2 sconfitte di fila ho fatto, sì. Vediamo Chili. Un bel cross. È un Valencia stanco, dovrò fare qualche acquisto. In tutti i modi devo cercare di acquistare un po' di gente. Attenzione. Tanto è arrivato Gunnar Green che mi fa centrocampo trequartista perfettamente perché Echeverri diciamo comunque una riserva e l'ho preso anche per fare una plusvalenza, onestamente l'ho pagato 4 milioni e penso di poterlo rivendere a più soldi. È un po' l'idolo boliviano Echeverri. Pablito Aymar è molto discontinuo ragazzi, fortissimo, quando è in forma è proprio il pagliasso, ma quando non è in forma è il coglionasso. Attenzione Lopez, mamma mia. Si fa fatica in campionato, Dopo 5 minuti c'è solo il Sociedad. Siamo alla Noeta. Vai Canizares con una tua chioma bionda, passa la Mendieta, altra chioma bionda. Comunque l'Atletico Madrid è uno squadrone proprio. Crollo madrileno invece, o madridista, cioè 23 punti sono pochini, Il giochino è già morto. Sveglia. Attenzione. Gaia. Amedeo Carbone era no, cioè dire distrutto a dir poco, veramente un Amedeo morto, Mundo. Tutto il mondo delante, vai Mundo. Sì, però se Mundo fa il cross vuol dire che non c'è una punta. È abbastanza oggettiva la cosa. No. Dopo 6-7 giornate bellissime è iniziato un po' il crollo valenziano, Gioacchino è morto, fino al primo tempo lo leviamo, cerca di resistere ancora un tempo vecchio. Angloma. Serve un'altra ala anche, Baracca, Ruben Baracca.
Gonzales, Mendieta, Zabala, vai Zabala, Eceverri, vai boliviano mio, Gioacchino per Zabala, Angloma, niente da fare, Ruben Baracca, vai la botta, niente, ancora Baracca per Angloma, ancora Mendieta, prova un cross, Mendieta, Gaizka, Chiri Gonzales, ma che roba è? No vabbè ragazzi, Angloma, stiamo giocando da far schifo, Angloma, Gioacchino, e il mondo, Baracca! Fuori. Ruben Baracca fa un buon tiro ma non va. Attenzione al Sociedad, aia, gol. Igor Zubeldia porta in vantaggio il Real Sociedad. Siamo in un momento veramente difficile adesso, eh? Tattiche. Allora, entra Lopez e esce un Gioacchino finito. E mettiamo anche Valderrama per Mendieta che proprio non ce la fa più, povero uomo. Vai, offensivi, vediamo di finire questa emorragia che abbiamo in campionato, che adesso al comando della classifica stiamo crollando proprio. Eceverri, vede Gaia, attenzione, Lopez appena entrato! È il Pioco! E il Pioco l'ha messa. Comunque devo prendere anche un'ala, dovrei prendere, è Green preso, un difensore centrale, un'ala e forse anche un attaccante. Spero di farcela con i soldi, ma dovrei farcela con un po' di prestito, un po' di latte. Grande comunque Lopez, ragazzi, quando entra è micidiale. Attenzione, Angloma, bravissimo Mauricio Pellegrino per Ruben Baracca. Eceverri, non una grande prestazione per il momento, Gaiano far cagate, grazie, è molto giovane ma deve giocare perché Carbone è finito. Eceverri, Gonzales, Gaia, Eceverri, purtroppo Bale e gli altri sono ancora troppo giovani. Gaia, Lopez e il Pioco a destra, ragazzi, e il Pioco a destra. Veramente Gioacchino rischia troppo perché è gran giocatore anche Gioacchino, ma a destra Lopez è una roba, cioè da pallone d'oro. Gaia, Madonna, Gaia come gioca però, raga, sarà anche giovane, mamma mia, il mondo, mi serve una punta, mi serve una punta, una riserva che è titolare in realtà. Gonzales, la premiata ditta, 3-1 Valencia. E il Pioco ha fatto di tutto, grande assist di Eceverri, il grande boliviano Eceverri. Xabi Alonso per Berguristien. Ocho. Oh. No, ste robe però. Alla Noeta di Sociedad. Bello. Siamo all'ultimo cambio. Angolo mai distrutto ma non ho nessuno. Devo farli riposare, quindi lasciamo così e speriamo e preghiamo più che altro. Angolo ma la prossima deve riposarsi. C'è bisogno anche di un'ala a destra in realtà. La stiamo spangando grazie ai nostri fuoriclasse. È entrato Darko Kovacevic. Attenzione a Darko che
ha vinto un campionato nel 2004 con il Sociedad. Occhio, mancano 5 minuti, non prendiamola adesso, eccola qua la dormita, subito appena entrato Kovacevic. Non ho capito perché non l'ha messo subito, però perdita di tempo. Vai. Dio madonna. Ecceverri, Baracca, Valderrama, vogliamo il golletto di Valderrama, Gaia. Ah. No ragazzi, adesso lo prendiamo. Ario? Mamma mia. Meno male che ha dato da centrocampo sto pirlotto. La squadra è a pezzi. Aia. Doppietta di Kovacevic. Rischiamo anche di perderla adesso. Rischiamo anche di perderla. No. Ma dai. Vabbè, fuori aria spero. Incredibile. La squadra proprio è a pezzi. Se dà il rigore è uno scandalo. Però è comunque una brutta punizione. Finisce qua presumo, sarà difficile poter... Cerchiamo di pareggiare, almeno attenzione Gonzales ci prova e c'è fuori di 1 millimetro cubico. Manca 40 secondi, Pellegrino. E il Pioco. Anglomà per l'ultimo respiro. Bello Anglomà. Anglomà è morto. Fischia, andiamo a casa. 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 No, adesso. Finisce qua, 3-3. Peccato, però giusto così. Facciamoli come complimenti che dopo il primo tempo pensavo veramente di prendere le bombe. Va bene così. Ok ragazzi, il quarto turno di Coppa del Re ho voluto farlo con il risultato istantaneo, vinciamo 2-0. Ho fatto un super turnover, potete vedere, ho messo Pucciales addirittura in difesa centrale, Epi, Valderrama, Sensi, tutti le riserve, almeno il quarto turno, ecco, visto che insomma è una partita comunque abbordabile. Che poi è abbordabile, in questo modo non sono partite abbordabili, però ho preferito far così per concentrarmi su campionato e coppa. Scusate, nel prossimo turno chiaramente torneremo come solito, cioè fare tutte le partite. Spero per denaro, ma vaffanculo. Ok ragazzi, Pucciate è andato al Milan, mi sono arrivati bei soldoni. Questa è una buona operazione di mercato, ragazzi, assolutamente. Siamo proprio il Deportivo. Sono molto in difficoltà, bisogna cominciare a vincere il campionato perché 3 partite sono un'eternità. Anche perché Atletico ha battuto anche il Real, quindi ormai il campionato è abbastanza andato. Atletico Barcellona, dai Barça, un pareggio. Un pareggetto. Un pareggetto. Così recupero su tutte e due se vinco. Perché andiamo al Riazor. Non proprio lo stadio più semplice del mondo. 0-0, yes! Questo bisogna vincere, Raga, torna la titolarissima contro il Super Depor al Riazor di Irureta. Bebeto, Gelmini, Fran, Manjarin, Donato, Silva, Capdevila, Andrade, Dukic, Scaloni. E Acuna, manca gente.
Roy Mackay, che è un obiettivo del Valencia, lo posso annunciare. È un panchinaro. Sto trattando il pistolero olandese. Speriamo. Diego Tristana anche hanno in panchina. Ma giocare solo con Bebeto, per quello il Deportivo è messo male. Questa bisogna vincere, ragazzi, a tutti i costi. Dopo il pareggio tra il Barcellona e l'Atletico de Madrid. Lopez, no, forse no. Ai ai ai. Gol annullato al Pioco, che ragazzi è il Pioco, è il Pioco. Cioè, una roba grande il Pioco, una roba grande. Oh Valencia, dai cavolo, femo un gol. Dobbiamo trovare la vittoria, ragazzi, assolutamente, perché abbiamo un bel attacco, perché abbiamo un secondo migliore attacco, però abbiamo preso tanti gol. Poi dopo il gol annullato più nulla, però Aimar non sta bene. Yuhu! Aimar lo togliamo. Non riusciamo più a vincere in campionato, Certo che Aimar veramente ha fatto bene a prendere Green. Ecceverri. Ma no, ma puttana. Ecceverri per Pablito. Dio Cristo, facciamo così che è meglio. Ecco, ma che cazzo? Ogni tanto stivaneggi, bellissimo. Ok. E direi anche di Chili Gonzalez non è al top. Mettiamo Gioacchino e li invertiamo, tanto Lopez fa bene entrambi i ruoli. Ok, secondo tempo al Riazor della Corugna. Scaloni. Raga, bisogna vincere. Gioacchino, attacco strepitoso per Mendieta, che la dà ad Ecceverri per Clermont. Kempes non è in un gran momento Mario Kempes, purtroppo. Attenzione Bebeto. Bebeto mi ha proprio buggerato. Ragazzi, è ufficiale. Il Valencia SCF è in crisi. Bravo Ecceverri. A Mario Kempes, bisogna pareggiarla subito. Gioacchino in mezzo. Marione Kempes di rapina, torna nel gol Marione. Mamma mia, gol di rapinaccia proprio. Bravo Kempes. Ma dobbiamo vincerla. Proviamo a lodarli, proviamoci dopo il gol. Entra Sergio. 74esimo, non riusciamo a vincere, non riusciamo più a vincere purtroppo. Attenzione Zabala, vai Gaizcone, Acuna matata la para. Angloma, Claramont,
Marco Eceverri, Zabala, vai Zabalone, vai Gioacchino come prima, schema 3, schema 3, schema 3! Sì di tacco Kempes! 2-1. Ma ragazzi, che animazione, però ha fatto manager ci diritto con animazioni incredibili. Tacco di Mario Kempes dopo un doppio palo praticamente. Tattiche, pausa, entra Valderrama per un Mendieta veramente a pezzi e basta. Positiva. Ok, perdiamo tempo ragazzi, tentiamo veramente, cioè, meritiamo sta vittoria. Kempes ha fatto comunque 2 gol unici proprio, cioè devastanti. Scaloni. No, adesso no, a 20 secondi dalla fine. Victor. Bravissimo. Angloma. Bravo Lopez, va bene, perdi tempo, bravo. Ci torna alla vittoria, ma che fatica la Riasor. E rosichiamo punti sia al Barça sia al Atleticus. Sta per iniziare. Mi dispiace per Ureta. Sì. Attenzione, e il pistolero vuole venire. 42 milioni, ma ragazzi, questo vi assicuro che è l'attaccante perfetto per le tattiche veneziane. Riserva, vuole pochissimo. Raga, ci prendiamo Roy Mackay. Arrivano altre offertone. Stiamo cominciando a vendere. Accetta. Dovrò prendere anche un'ala, ragazzi. È un difensore centrale. Dai che piano piano viene fuori il Valencia di veneziano. Buono ragazzi, ci lasciamo con una classifica sicuramente più positiva, siamo a 6 punti dall'Atletico Madrid e comunque un buon secondo posto, un buon vantaggio per la zona Champions. Kempes capocannoniere, stiamo andando alla grande raga, e non vedo l'ora di avere gli acquisti, chiaramente non posso puntare a Ronaldinho, quella gente là adesso, bisogna avere un po' di pazienza, però ci lasciamo vedendo come Andriy Shevchenko, 16 partite, solo 13 gol, benissimo. E un club interessato, chi è? Il Valencia, però è chiaro che Shevchenko non lo voglio, vorrei prenderlo magari quando vado da un'altra parte, non lo vedo da Valencia sinceramente, il mio idolo, la mia religione, la shevchenkiana proprio. Va buon raga, sotto il comandante veneziano, questo Valencia comunque c'è. Ciao!